Vediamo se mi risponde questo bottone. Oh, sentite qua adesso. Roma, pubblicità, sti qua i voglio incularmi, sono sicuro. Pronto? 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 Sono Maurizio Costante? Sono mi costante che siete 3 ore qua, che sono io sapar, che non mi sono fermato neanche per bere un bicchiere di acqua. Ciao, costante. No, ma io ho capito, io sono Maurizio, che nome siamo Maurizio, dici bene. Senta, io la chiamo per chiedere se vuole venire in trasmissione da noi. Lei che è un contadino, un bifolco. Allora che bifolco sarà te, che mi sono uno che lavora in agricola, ma sono un imprenditore agricolo, ho un'attività da noi in televisione a parlare della tua attività. No, non mi ha tempo a perdere, che sono il maniere qua, no, niente, non vengo. Vabbè, può mandare qualcuno della sua azienda, che so, amministratore delegato, quello che fa i conti, capito? I conti di scarsea, mi faccio mica i conti, no, amministratore, mi sono mio amministratore, fa i conti di scarsea, Ma metto, può mandare alla segretaria. A segretaria mia moglie che lavora a part-time a mattina e al pomeriggio mi fa i conti, non sbaglia neanche una virgola, non sbaglia, ecco. Hai capito? Che ne so, a donna di pulizie. A mia moglie fa anche le pulizie, che fa netto che è come un specchio, la siena mia è pulita. Sì, no, niente. E i figli immagino stanno a studiare. Cosa serve a studiare? Che io ho quinta elementare che devo lavorare a gente che ha 3 lauree. Cioè, non serve niente a studiare. Che vanno sempre riconoscere. No, mi fiore che voglio fare il commercialista, ma nel mio paese che ha 3 commercialisti, se fai tutti quanti, non serve a niente a studiare, dai po'. Al limite uno che ma che studiare può sempre insegnare, che non faccio. Questo è logico. Chi non sa fare niente insegna, E chi non sa nemmeno insegnare. E fa il politico, sti disgraziati che mi hanno mangiato il sangue, questi politici maledetti, cioè non posso vederli. Senta, ma lei, che gli hanno fatto i politici, E il sindaco che ha venduto il campo di terra in fianco a casa mia, gli ha fatto un condominio che insegnamenta a tutti perché mio il GAL che canta alle 4 della mattina, è il GAL. Alle 4 della mattina gli ha detto, senta signore, non può spostare, non può spostare il gallo un'ora più avanti. Ho detto, non è mia una sveglia il mio gallo. Abbiamo capito, molto bene. E ora, vengo o non vengo? Vengo o no? Sipario. Vengo o no? Ma che se ciao, ma va. Buoni,